Ostacolo Aci Sant'Antonio. Nella quarta giornata di campionato il Santa Venerina ospita l'ambiziosa squadra sant'antonese che è ancora imbattuta in stagione e che vanta un mix di giocatori esperti della categoria e giovani promettenti. Nel suo consueto 4-3 mister Calvaruso rispolvera Maniscalco tra i pali al posto di Boallegue. La linea difensiva Zanella, Gulli, Spampinato, Lopez è confermata in blocco. A centrocampo recuperato solo per la panchina Basile, la novità è Salvo Cunzolo, alla prima titolarità stagionale. Daniele Scapellato agisce ancora come regista, con Fabrizio Scapellato a completare il reparto. Davanti torna titolare De Leonardis accanto a Sinatra e Carbonaro. Partita bloccata in avvio e ritmi molto bassi, ci prova per primo il Santa Venerina. Qui Gallo recupera la sfera, poi Bella anticipa Carbonaro e alza un campanile. Lopez va a contrasto aereo e lo vince. Carbonaro ripulisce la sfera, l'affida a Sinatra in profondità per De Leonardis. De Leonardis al volo, fuori bersaglio. Il primo tempo è un'autentica battaglia, si lotta su ogni pallone, fioccano le ammonizioni. Qui rischia tanto Barbagallo. Vogliono il doppio giallo in casa Santa Venerina. Per questo contrasto Barbagallo De Leonardis. È solo punizione per il direttore di gara. Daniele Scapellato alza la testa, vede il movimento di Carbonaro, lo serve in profondità, in mezzo ai difensori Carbonaro all'1 contro 1, prova la sterzata, lo ferma Bella in calcio d'angolo. Ospiti molto attenti in fase difensiva e pronti a ripartire in contropiede come in questo caso. Sciuto porta via palla Spampinato a grande velocità, lo accompagna Ricciardello, lo serve Sciuto, Ricciardello è sinistro, fuori di poco. 36esimo, Gallo scodella per il neoentrato Lopresti, il controllo, si gira. Poi scarico a sinistra per Fichera, 1 contro 1 con Lopez che lo ferma. Ancora Fichera, punta stavolta a Cunzolo, il rientro sul destro, il cross che diventa un tiro, palo interno e poi Gulli allontana. Subito un cambio in avvio di ripresa per mister Calvaruso, qualcosa non va in attacco, si passa al 4-2-3-1, fuori Cunzolo un centrocampista, dentro Crisiglione un attaccante. Giannetto allarga per Barbagallo lancia in profondità per Fichera, la spizzicata verso Lopresti si invola verso la porta, Lopresti col destro, imparabile per Maniscalco. Al quarto minuto della ripresa l'Aci Sant'Antonio va in vantaggio con Marzio Lopresti. Padroni di casa che provano a reagire immediatamente, punizione di Daniele Scapellato. Morbida al centro per Carbonaro di testa, ghiotta chance sprecata dal numero 7. Scocca l'ora di gioco, Sinatra torna all'indietro e chiama in causa Gulli per De Leonardis, si gira De Leonardis, scarico di nuovo su Sinatra da fermo, grande cross per la testa di Crisiglione che non sbaglia, salvo Crisiglione, grande impatto dalla panchina, primo gol in campionato ed è un gol pesante che vale il pareggio. Continua ad attaccare sulle ali dell'entusiasmo il Santa Venerina. Gulli per Fabrizio Scapellato, di prima per Sinatra, appoggio per Crisiglione, grande azione, Crisiglione da fuori, sopra la traversa. Punizione da posizione interessante, la batte Sinatra direttamente in porta, si fa trovare pronto Biondi che respinge. Alleggeriscono la pressione sant'antonesi, rimessa di Motta, dentro l'area per Fichera appoggia per Liccerdello, conclusione alta. Forse in finale della scuola di Calvaruso, rimessa lunga di De Leonardis per Sinatra, Giannetto lascia passare Sinatra col destro, Biondi si oppone, poi Carbonaro sotto porta, colossale occasione. 7 minuti alla fine, calcio d'angolo battuto da Sinatra, sul secondo palo per Carbonaro di testa, Nino Carbonaro beffa Biondi con una traiettoria a pallonetto, sesto gol in campionato per il numero 7, gol che vale il sorpasso, Santa Venerina in vantaggio. Secondo cambio per mister Calvaruso, esce proprio Carbonaro, al suo posto dentro Pietograsso. Terzo dei 5 minuti di recupero concessi, piazzato di Daniele Scapellato, corto per Sinatra braccato dai due giocatori, riesce a resistere, cross dentro per Crisiglione, la doppietta di Salvo Crisiglione chiude i conti, 3-1 e terzo assist di giornata per Salvo Sinatra. Cuore, carattere e soprattutto gruppo, la sintesi perfetta della vittoria odierna del Santa Venerina che dopo un primo tempo delle poche occasioni ed essere andato sotto ad inizio ripresa, reagisce e conquista 3 punti di grande importanza anche sul piano morale. In una giornata non brillante la squadra di Calvaruso ha messo in campo la resilienza che serve assolutamente in questa categoria. Sabato prossimo quinto turno di campionato con i rosso-giallo-blu che faranno visita al Santa Domenica Vittoria, con l'obiettivo di dare continuità al trend positivo.